Seu Adelina Magario, seu nascia a Nioneli su 24 de vreaggio de su 1932. Seu nascia sempre in su comune de Nioneli, in sa contonera de Sisteddu, ca babbu faia su contoneri. Se abbarrara in ie vincese a serare de 6 annos. Poi apo incominciato a viaggiare quando andai a scuola e ogni die faio avanti e indietro poi vincese a sa quinta elementare. Nos ant abituau a andare a su monte a triballare e a ostentu sempre ortu, se menaiant un pagu della ore per su brocco e apo sempre triballau. Una volta rientrara a Nioneli si andara e apo imparau sa parrucchiera, cosa che in sa zona fio sola. Es capitau de gestionare de Nioneli in su tribunale de Oristanisi e anta definiu a Nioneli la piccola Parigi, ca prusu de sas attera viddas fiera evoluta in sos tempos. Quanto fai di sideniada? 6 sorres, cumegu 7 e 2 frares. Nos sorres siamo vivendo ancora dotta 7. So frares purtroppo non che conti bruso, non ti morto sono bordoso. E fustetti fu essa manna? No, io vio sa quarta. E dopo di me a Terobatro. E su babbo fia su cantoneri? Su cantoneri provinciale. Provinciale. Sì. Ha fatto sempre questo triballo. Finché accanto che tanto mandavo in pensione. E sa mamma de fustetti? Mamma via a casalinga, non è che se posso fare altra cosa, non è vigioso, tenia che nessuna cosa da fare in domo. Ha fatto sempre questa casalinga e vive a Vincese a 98 anni. Babbo a 93 anni. Si usa di razza buona. E sempre antibivio in sa cantonera? No, Vincese, quando che babbo sta barravo in servizio, fiausinie. E una volta andavo in pensione e si rientravo a Nioneli. E come ti funzionava su traballo? Su traballo de sa femmina, so de persone no, del suo babbo. Babbo si era a triballare in Sistrara e a sa 8 mangiano, tenia un'ora di pranzo, mezzodia e sa una, e poi tornava a triballare e vinse a schimbemerie. Ma che via arrangiata saia? Sì, no. sai, in quel tempo via non che via asfalto, via sa giarra, a sollato de Sistrara e in una mancaia sa giarra, in una e due fossoso, isu de Piera Ciungere sa barra, cominciando a sa barra. A Subani, stia pensando, sa giarra. Sì, e poi era posto sa sconetta, sa che se gaiente serba, sa Sistrara mancari biancasa, niente guraras per vegomo. Uno cantoneri tenia da sistemai no, Canto chilometro. E babbo arrivaia a 11 chilometri. 11 chilometri di strada. Poi Merasano fie solo. E poi niente mandavo un cantonere di Busacchi, ante allungavo su tratto di strada, per triballare in due. Tenia da una uomo? È una bella e uno stipendio. Sì. E poi essendo in Sisteddu, non so se vostevano questa zona. No. È una bella zona e tenia scravasa e puddasa, procoso sempre duoso, si vivia bene. Sisteddu? Sisteddu in noi est? In est a 7 km da noi. Una foresta bellissima di ilighe. È privata o pubblica? No, comunale. Comunale. Due est sa zona proprietaria privata, però la maggior parte è su comune. E su tenia da Saomo in Guni? Sì, tenia a Saomo e vivia a Usinie, senza lughe,
con candelas de petróleo, non è che essere ristretti o bene, scomurare le ore, ma comunque in confronto a altre persone stai bene. Cioè? Che in vita non chi ha gente impiegata, non è viviera di agricoltura e di pastorizia. Sicché sono stipendi, fianta pogare in cuno carabinieri, e si impiegava di sposta, si porta a lettera, uno solo impiegato in suo comune. Che vi ha tutto? Fai a tutto. Anagrafe, Tutto. ufficio tecnico. E che in sa macchina da scrivere. Tutto a mano. Quindi suo babbo teneva da questo domo, teneva bestiamini. Sì, però su bestiamine non lo tenia risu. E su frate per un anno fai era su pastore. Sempre in su comunali o teneva da terra dei proprietari? No, de proprietari pure. De proprietari pure. Poi su bestiamine da qui era a sa contonera e sì che sa contonera è in zona proprietaria. E suo zio, suo frate, suo babbo, come ti dicerea? Frate mio? No, suo zio. E zio sono granio meras. Che in domo de mamma viente 8 figlios. In domo de babbo 6. Sicché zio sono fiente mera. E tutti sono pastori, agricoltori? Sì, la maggior parte. Non chi era industria, non chi è niente. E terra dei proprietari, noi vianta. Terra de proprietare e noi basta niente. Sì, una località vicino a Ula, che di Naente Sant'Alene. E 2 giassos in oga canta de Saida, di Naente Zaccorruo. Uno giasso vicino a Nioneli, Laccoso. Poi in sa zona de Sangelo teniamo meras terrenos, punti circa chimbettaros. A Orto? Ma che no, è zona boschiva, non è che si possa coltivare. Povasci? Povaschi, sì, pascolo, sì, cravas e veres. E cosa che tengiai a Orto coltivata, come ti da acquaiai? Beh, sos ortos o bruscheatteru fianta a basso de Saida, fontana eccia, dove era una bella fontana, dove era, come sta andare a verde a questo lavoro, e un 300 metri più a basso si naere conconi. E non so bigaiau su quest'orto, dove era mezza riga. Una bella fontana meguve e è stato bosco di Orruo. Tutto abbandonato. A mezzadria chi ne via da suo proprietario? Suo proprietario vi era il signor Cesarino Murgia, il subunia su terreno, noso su triballo e sa sementasa e diviriamo su metà veromini. I frati dei fustetti, sorrisi, i fustetti, andai a... Beh, da che vio Viciochedda, prima di imparare la parrucchiera, andai io pure a triballare, sì. In su bestiamini o scetti a... No, su bestiamine no. Su bestiamine no. Sortu, e da che semenaiao, ho sempre semenato un bago di fai, orgiu vostra bestia, un bago di trigo, poi teniamo una ingia a Canalese, si andava a vincere, si andava in vincere. A scrazzai? Perciò che da vittia. Sì. Cosa che io non succede più. Non succede più. E fuaiasi noi? Sì. Noi. Noi. Tutte noi anti accabau a scuola o... Sì. Anta dentro questo di bello, che in questo tempo fu difficile, nos anta mandavo a scuola tutti. Quinta elementare? Sì, quinta elementare, che nessuna terza media pure. Ah, ha fatto terza media pure. Sì, e un uvrare è diplomato geometra. E noi tra ballata? In comune. In noi in Nionelli? Sì, in Nionelli.